Ma cambia fornendo all'utenza, in questo caso al passeggero, una serie di servizi che possono essere utili al soggiorno o a Catania e in Sicilia. Cambia anche perché vorremmo da parte del passeggero idee e suggerimenti per migliorare il rapporto tra l'aeroporto di Catania e chi frequenta lo scalo. Noi vogliamo lanciare questo progetto che abbiamo lanciato, che si chiama Aeroporto Amico, del quale il social e il brand sono due tasselli, nel senso che social, oggi il social significa riuscire a dare informazione e comunicazione in tempo reale, ma significa anche ricevere dall'altro lato informazione al passeggero per avere possibilità di punti di miglioramento. Quindi questo sicuramente è un elemento che noi vogliamo valorizzare e lo vogliamo fare dentro questo brand, che è il brand Aeroporto di Catania, rispetto al quale abbiamo coinvolto anche tutta la comunità aeroportuale, perché è chiaro che il passeggero quando entra in aeroporto si interfaccia con tutta una serie di soggetti che sono certamente la SACM, sono gli handler, sono gli enti di Stato, sono i subconcessionari, sono i fornitori di servizi. Noi vogliamo che questa filiera sia tarata per dare un servizio di qualità al passeggero e rendere gradevole la propria esperienza di transito in aeroporto.